Non è venuto buono? No. Non è venuto buono. Sbagliando si impara, Gianmarco. La gente non è pronta, non è pronta per il mio estro creativo. Allora, Sono il nuovo Kojima. no, non esageriamo, però l'intenzione c'è. Sono io. Allora, Kojima Gianmarco, mi pulisce casa. ti ho dato tutto, siamo tutti pronti. Te mi dai solo un bicchiere così non ti rompo Sì. i coglioni per lo strozzel? Sì, mi strozzo. Ok, arigato gozaimasu. Allora, un po' di acqua. Allora, bestia nera. Bestia nera. Bestia nera sia. È black e anche mirror. No, specchio nero. E sia brutto. Iniziamo bene. Sto dicendo, non si vede in live. Meno male, perché sennò cacciati Sì. subito, immediatamente. La bête noire in francese. Dura per questo un'oretta, una cinquantina di minuti. Cosa ti stai mangiando? Va bene, va bene. Vedo un pollo. Lunedì. Ok. Secondo me, ok, se si mette col mood così va bene. Il momento del delirio fino alla cosa finale. Abbiamo. Vabbè. Lei lavora in ditta. Si chiama ditta. Vabbè. Ha ragione, vero? Non è giusto, scusami. C'hai altro che devi prendere il suo. Che quindi lavori per una fabbrica alimentare. Ok. Ma c'è scritto proprio ditta. Sì, 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 è proprio ditta, te l'ho detto pure Non avevo all'esterno. capito che era. Vabbè. Ok, oh, non far vedere qualcosa di schifoso col cibo per piacere. Come si fa? Cazzo, è vero! Oh, i lighter! Oh, i lighter, Ciao, bonsoir. bello. Ma un saluto fascista. Ciao, lighter. Ok. Sì. Tu la conosci, no, Verity Green? Ah. Tutto a Tutto posto, bene, Lighter, sì. tutto Stiamo bene. vedendo la seconda di Black Mirror, tutto a posto. Spero anche a te, Broschi. Allora, se cioccolata fatta con carne umana, molto probabilmente. Oddio, speriamo di no. Aglia, aglia.
Mm, Ah, aspetta, aspetta, provate. anime stiamo vedendo Devil May Cry attualmente, Lighter. Molto meglio del previsto. Ok, hanno cambiato letteralmente Vabbè, il idea. secondo A posto. assaggio magari, Vabbè. però è un po' strano. Fatto di proposito, no, la vede, lo sa che c'è, lo sa. Però ha fatto una cosa buona. Adesso. Finito, ottimo. Noi lo stiamo vedendo un po' ogni tanto perché comunque su 8 puntate ce le dividiamo un po'. No, con calma e con tranquillità, preso per bene, sta piacendo per Sì, sì, sì. fortuna. Allora, bello Solo Leveling, te l'ho finito pure io. Allora, Reagan, 5 minuti. Lei fa i dolci, sta proponendo dei nuovi dolci alla sua azienda. Ha incontrato una collega. Entra. Ma ok, poi non è successo niente alla fine. Questo è successo. Ecco, questa sta iniziando a farle le scarpe. A posto. Mm. Vai. Mm. Quella collana c'entra qualcosa. Guarda com'è strana, così. No, è un pochettino strana la situazione. Fosse Black Mirror alla fine, quindi Sì. va bene se parti già così. Mm. Sì, non te la sto facendo pagare per il male che mi hai fatto quando eravamo a scuola, non ti preoccupare, ci arrivo piano piano. Aspetta un pochettino. Mm. Effettivamente stanno cercando qualcuno. Cazzo. Mm. E perché non gliel'hanno detto? C'è qualcun altro che se ne va? Ecco, aspetta, mo chiediamo spiegazioni. C'è proprio il signor Ditta. Va bene. Mm. Vedi però. Mm. E non C'è si qualche dice, non quadra si che fa. non cosa. Però non si fa. Perché Stai denigrando una no, persona. ma poi non tu si sei fa. la protagonista, non è detto che tu sia per forza la persona positiva, quindi Pensa è per te, dice la... vai a sentimento, scegli tu. Tanto il bicchiere ce l'ho qua. Granchimento È a pronto? portata di mano. Oh, eccola Eccola. qua, a posto. A posto. Ah, Ah, fatto il segozzo. fatto un secondo e un pro. Ok. Ok, un baby. Ah, entrambi. Ok, ok. Effettivamente dopo questa giornata. Ah, Aia. aglia. Aglia. No, così però no. No, Così brutto. no. Così è brutto. Brutto. Mm.
Magari ci vuole vendicare di te e te la farà pagare, carica. E te lo meriteresti. Martedì. Che cazzo questo Sì, passaggio? sì. È bellino. Così ti fa capire bene i tempi. Cioè, questo è il giorno dopo, non ha voluto sapere niente, è andata subito lì. Mm. Mm. Ecco. Mo, o lei si sta flashando e non c'è davvero niente sotto, e questa è una persona che semplicemente sta cercando un lavoro e Magari cercando lei di l'ha vivere. merito, sì. Sì, sì. Ma perché la azzeccano a sta povera figlia? Ecco, Cazzo fatte? a posto. Ciao Laiterone. Sento stessi salutando. Buona serata. Ecco qua, a posto. Forse vediamo poca malattia nei confronti di questa, eh. Cosa lei fa? In realtà sei stata tu che ha fatto partire queste voci, e c'è il senso di Mm. colpa. Bravo. C'è qualcosa che non hai detto ancora. Spiegaci ora che cosa altro faceva di strano. Ecco qua. Ciao. Vedi, quando si lavora bene tra colleghi, come si lavora meglio? Cosa stai facendo tu? Seghino? Non penso così. Che cazzo stai giocando, Broschi? Sono gli HoloLens. Ah no, il visore Apple. Sì, sì, sì. No, già ci sono in giro persone che fanno questo, Bella, Gianmarco, non è solo da Black Mirror. bellissimo. Però che stai giocando, bastardo? Possiamo vedere pure noi. Mercoledì. Sta musica non è confortante, No, però va anche che bene. musica da horror. Allora, mercoledì. Ecco qua. Signor responsabile, Stavate dando un pippone, sì. non credo con i movimenti, però potrebbe essere. Ecco. Già gli sta facendo le scarpe con i colleghi, Mm. a posto. Questo episodio a dieta fa Sì. malissimo, sì. Sì. Mm.
Perché ti stai distraendo con sto fatto del latte poi? La faccio. Ma sarà a me, meglio mangiare carne. Caraginan. A posto, fatto. Piuttosto mi bevo una Sì, pozzanghera. sono d'accordo. No, però pure chi si insista. Effettivamente Guarda, è il cappellino che c'era all'inizio. vediamo. Vediamo. Attenzione. Figura in me, Signori. figura in me. Figura in me. Cazzo. Aspetta, all'inizio com'era? A me sembrava con la A. No, possiamo tornare indietro. No, però posso vedere l'anteprima da qua, aspetta. Vai ancora più. Ecco Era con la A, Era con la A all'inizio. Aspetta, ha detto quello che lei è un'esperta di computer. La tipa era un'esperta di computer. Questa ha fatto qualcosa, lo zio. Questa sta facendo qualche cosa con i PC, con i computer. All'inizio abbiamo visto il frame era con la A. Raga. No, non ci fu, no. No, aspetta, è un problema. No. È un problema questo. Ne abbiamo visto bene. Sì, lo zio. Lo zio una A. Lo zio una A. Al 101% una A. Sì, 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 sì. Sta switchando la realtà, che cazzo sta succedendo? No, questo è qua, non c'entra di computer allora. Questo è un problema. Che sta facendo? Titolo Bestia Nera, ragazza era strana, setta satanica, culto, qualcosa del genere. È vero. No, noi ci abbiamo una puntata, abbiamo visto. Ma lo stai pensando? No, Sì. amore di ci mancherebbe altro. Oi, oi. No, Reige, no, no, Reige. Sta facendo troppi problemi da come l'ha vista. Ma che cazzo? Si sta prendendo un po' troppo... Io mi sono trattenuto apposta e non farlo, lo fai tu, Reige. Mannaggia. Eccola là. Effettivamente, almeno in lente, se potevo fare un po' più piccolo. Natalie Kane. E fine qua. Ok, scopri che le tue amiche sono morte, dai. Dai, dai, dai. 4 anni fa, buon Natale. Wow, E tanti saluti. Dammi il femmina, magari. No, così passi pure per pazza poi. Che cazzo me ne frega? Ricevuto, letto. Chi sei?
Farò Little Nightmares con sta musica. Postata. Giovedì. Una puntata di Masterchef Horror. Sarebbe fighissimo. Fatemi vedere il signor Ditta. Ah, ok, è il... Bestia nera, il nome del dolce, ok. Aspetta. A posto, è andato. Pure io lo farei, onesto. Vuol dire aveva sbagliato gli ingredienti. Però lo voglio assaggiare pure io adesso. No, 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 no. No. Però gli ha mandato l'email con le scritte precise, hai sbagliato di proposito. Non sono cambiate pure le email, ma probabile, Regan. Sì. Sì. Capo. È palese. No, c'è l'email. Ma non... Si sta vendicando. Ma no... No, però così mi faccio tenere il No, papà. sì. Ma uno Sì, sturzello pure il capo. sì. Questa è una cosa che non sopporto neanche io, quindi Che se urlo ti do ragione. per di più c'è stato il correttore. Sai qual è il fatto? Assecondano tutti quello che dice lei. Quindi c'entra qualcosa quel coso. Lo zio ha fatto qualche rituale, lo zio. Ha fatto qualche rituale. Qualunque cosa dice lei è sempre giusto. No, l'ha scritta. Allora, o è impazzita lei, in realtà non l'ha scritta e se l'ha immaginato, ma non penso. L'email ci può stare, ma il cappello com'è cambiato? Il cappello è più, hai capito? Il ragazzo si è messo d'accordo con lei e la stanno facendo perdere la testa Potrebbe essere, però... per vendicarsi. No. Eppure molto gentile. Tu fallo fatica con coccrunata. No, ma io noterei un attimino il fatto che ha sempre lavorato bene, come è arrivata sta persona stanno iniziando a succedere capito. casini.
mi ricorda, mi può ricordare qualcosa se ci pensi. No, c'entra qualcosa pure lui da zio allora. È strano, è troppo strano, non la manco mai incontrata, perché la difende sempre? Dipende da loro se si sono conosciuti durante la Eh sì, scuola. no, ovviamente ti dico quando, per quello che abbiamo visto, teoricamente non l'ha vista. Che se non sono d'accordo che com'è cambiato il cappello e la realtà con quell'altro nome. Che è successo, no? Ha scritto chi sei? È morta, lo zio, hai ragione. San san san. Controlla le altre. Se n'è morta pure solo un'altra, non è una coincidenza. No. No. Mm. Stronza, un po' sì. Sì, questa si sta vendicando e di brutto proprio. Stessa cosa. Però si è arrabbiato un po' troppo in fretta, è un po' strana. Mm, Devi contattare un'altra. c'è del puzzle. Venerdì. Soffritto. Ah, no, cioccolato. No, oddio, magari fanno qualche dolce fritto, eh. Ecco. Non ci sta nessuno. Salve. Sarà pure sto studio. C'è nessuno? Bravo Regen, si straniscono subito, bello e buono, tu fai qualche... Salve. Ma che cazzo sto? Ma tu che cazzo? Ops. Madonna. Quella collanina che ci tocca ogni tanto. È inquietante la puntata perché la bionda qui, la ragazza, è identica alla mia amica Lisanne, la ragazza Sì. olandese, è identica, quindi... Però non è una stronza. No, lei no, fortunatamente no. Colpa anche tipo. Però... Non è che sei stata... Mm. Magari era una persona Però... buona. Aspetta, aspetta. Chiedi scusa. Provaci. Facete pace e risolviamo tutto. Posto. Fermiamo l'entità malvagia?
Ok, è a posto. Aspetta. Cacciacoltello. Aspetta. No, braccio. Ma non ti bere là. Ma è lei che se... Ops. Sta facendo apposta, Sto guarda. facendo apposta. Perché una stronza? Proprio sta sbrodolando. Sta facendo anche un po' schifo in realtà, vero? Ok, tu sei molto cattiva e molto pericolosa. Ok. Ecco chi si beveva il latte di Luisa. Ecco. Mo se la prendono con lei. Questa non sta bene, Gianmarco. Non sta bene. Chi è che non c'era in riunione? Lei. Non l'ho bevuto. Non l'ho bevuto. Che somala l'ha fregata proprio. Effettivamente le prove sono tutte a suo sfavore. Non sa poccava in nessun modo. Ecco, a chi credono mo? Ops. Effettivamente sono Questo non lo allergica. sapeva, vero? Aspetta. No, aspetta, se nel video esce che stava bevendo lei, Com'è aspetta. possibile? Che nessuno si muova, non toccate niente. Fermi. Sì, ma comunque a prescindere. Aspetta, già ma che qua No, esce se è qualcosa. allergica, non può berlo. Così muore. Fa qualcosa con con la collanina. Sì. Modifica la realtà intorno in modo tale che gli altri non vedano Quello che lei dice. sì, sì. Sì. Manda degli ultrasuoni perché se senti sotto si sente sto beep. Lei non si rende conto che non sta parlando bene. No, perché lei ha detto allergia non significa niente. Quindi vuol dire allergia non esiste, non esiste l'allergia. Modifica la mente delle persone che sentono sto impulso a ultrasuoni, penso. Non esce niente. Non ci credi? Cioè, non esiste allergia. Capito. Strappale quel coso e buttalo nel cesso. Ma adesso ti vengo a prendere. Modo vengo a Così si è pigliare. vendicata. Si è concentrata sull'informatica, ha creato sta cosa e si sta vendicando con tutto.
Ditta. La Russo, ah, sembrava la Russo Motors. Ditta. Ditta. Cioè l'avrà scelto per chissà cosa significa o è una casualità Penso che avrà totale? vada, forse si è informata, ha visto Ditta che voleva dire la sua, l'ha detto apposta in un'altra lingua. A questo punto però andrà a letto con i mariti delle vittime. Scopriamolo. E mamma da chiappa. Mo va a casa sua e trova tutto il muro con tutte le fotografie, modello pazza su tutto quello che hai fatto fino a 2 giorni fa. Io ti pedinavo per tutto il resto della tua vita. Noi risolviamo tutto. Però, un po' troppo evidente, no? La macchina, vabbè, c'è anche un'altra macchina. Vabbè, dettagli. Complimenti. E ci pensi è come il cancello che ho io Ah, giù. un professore ancora, forse. Magari l'ha ritrovato dopo che ha finito gli studi. Perché davvero gli ha fatto lo stichinocchi. Vedi l'insegna là fuori? Welcome House. Il nome il cognome del professore. Sembra che era quello. Mamma mia. Una casettina, un piccolo posto. Fai video col telefonino perché a voce nessuno ti crede. Oh no, Pippo Baudo. No, si sente così, scusami. Figura me. Fatta male, non funziona così. O col gomito o col piede. Così ti ha sentito. Me l'avrebbe sentita anche col cazzotto, in realtà, che vedo comunque si rompe. Magari c'ha la musica e non sente. Ma è una casa di server. Piena di server. E che cazzo, per cambiare la realtà in quel modo ti serve parecchia potenza di calcolo, Gianmarco, effettivamente. Devi cambiare le onde cerebrali a tutti. Ci vuole una bella potenza di calcolo, sì. Sì, sì, sì. Giustamente ti fai il villone 2 piani, non te la fai una sala server. Per far girare un server di Minecraft ci vogliono tutti quei server, non ci serve veramente infinito. Sì, sì, tanti blocchi. Tanti blocchi. Oh, attenzione, c'è un dipinto. Sì. Sembra un angelo. Fai vedere quadro. Ah, ok, aveva la musica alta, ok. Ah, ok, là c'è la musica. Sì, e penso che questa qui di sottofondo è la musica che sta sentendo. Non stavo capendo. Ma pensavo pure io che fosse per il momento. Ah. Lei vuole essere servita e riverita da tutti. Sì, infatti sì, Reagan, è però decisamente lei. Vogue. Ma quelli del che tipo di quando... Ma ste Ha cose... fatto tutte le cose più belle del mondo perché a lei piace apparire. È lui. Prendi, scappa, scappa. Poi impari come si usa. Non... Facci vedere. Vabbè. No, fa immaginare perché adesso cadrà l'asciugamano. No. Ok. Tu non stai bene. Non fare... Fatti... Sei deficiente. Sei un imbecille.
sei idiota, che cazzo ti metti a giocare con quel coso? Ah, ecco, vedi sotto il letto, asciugamano. La sorella del Giorgio, cioè, Perché hai scusami, fatto sta... perdonami. Me lo devi dire tu. Ok, cuccia le zampe. Fatto problema. Ah, è Però proprio cambio aspetta, di realtà. se il computer è quello sotto, io sfondo tutto, scendo giù, spacco tutto. Spacca con me. Vedi? Shum. Quindi non è proprio cambio della realtà. Oh mio Dio santissimo. Oh, Gesù Cambi Cristo. tutto. È un teletrasportatore per realtà alternative portatile. Su misura, cioè te lo puoi anche fare come vuoi. Madonna mia. Questa è l'arma definitiva, Gianmarco. Ma quelle belle vendette a tirare la cacca vicino a casa. No, perché devi cambiare la realtà così? Come che mi sei in giro con Lei l'ha È messo. stata tua. Sei stata tu. Però sei una stronza. Ecco qua. Però una battuta detta nel momento sbagliato poi porta a questo. Effettivamente, però. Non è una bella vita. Ci vedo che è diventata schizzata. È vero, ma giusto le cose. Grandi successi. Grande le Trophy Entertainment. La bugia che diventa realtà. Sì. Oddio, peggio ancora. La setti tu direttamente alla realtà, non esiste più il concetto di bugia. Può ottenere tutto quello che vuole, tutto. Potere illimitato. Però pure tu hai fatto l'astronauta, hai fatto che sangue della miseria, trova un po' di pace pure tu. Relazionata alla voce falsa che aveva messo in giro. Doki Doki? Allora.
Aspetta, adesso, aspetta un attimo. Mordi mano. Noi siamo contro ogni genere di violenza, ma in questo caso... Togli da quel sì, telecomando. Che cazzo di botte sono? botte e morsi soprattutto. Togli quel coso. Quello, e devi prendere la borsetta lì, la valigetta con gli altri, perché sennò è inutile. Chiccala. No, figa. Va bene. Come la sconfiggi? Come la sconfiggi a questo? Sì. Non si può sconfiggere. Ha avuto l'occasione, ma se l'è fatta scappare. No, ecco qua. Come fai tu adesso a vivere sapendo che c'è una persona che ha questo tipo di potere nel mondo e che ce l'ha con te a morte? Lo ammazzi oggi. Ha risolto il problema, Gianmarco. Ha risolto il problema direttamente a monte. Oggi però aspetta. Allora, se prende la sua mano e gliela attiva, mette sul potrebbe coso, riportare tutto alla normalità. Madonna, un proiettile comunque non ti squarcia a metà faccia. Vai, ce la puoi fare. Falli fuori i poliziotti a sto punto, tanto non muoiono più dopo. No. Questa è una mossa ancora più abile. Il ciondolo con me funziona. Ma non si compri in un negozio questo coso. Mo stai un po' esagerando però, Ti puoi anche curare in realtà. Allora, tu hai delle manie di grandezza un po' troppo grandi. Che cazzo della miseria. Va bene. In un attimo. Ok, il potere fa male. Questo ha tentato di spiegare l'episodio e ci è riuscito benissimo. Oh, bel trip però, posso dire un bel trip questo qua. Allora, È simpatica. bella morale proprio, perché che tu sia Sì. la protagonista o la cattiva o presunta tale, L'avrei il fatto potere ti corrode letteralmente la testa. L'avrei fatto anche io tra Allora, a questo punto noi abbiamo due scelte. O ci possiamo vedere il prossimo, Io me lo accollo. visto che comunque sono storie a sé stanti e niente ci vieta di. Io tu che dici? mi risolvo un attimo una cosa e vediamo cosa fare. Io Anche ci perché dovrebbe essere quella a tema videogiochi. Questa è quella là. Dovrebbe essere quella là. Vai. Ok, Regan, nel mentre ti tengo io compagnia. Allora, andiamo un attimo qua. Francesco mi aveva mandato. Bene, Prison Cracks, bello questo gioco. E la borra, perfetto. Grande Francesco, il più forte. Regan, sei vivo? Are you alive? Regans? Ecco, molto bene. Francesco, sei bravissimo. Sei veramente bravissimo. Ok, Regan, che dici? Ci vediamo anche la prossima a questo punto. Dovrebbe esserci un... Mi sono beccato sto mezzo spoiler che non farò io a voi, però a quanto capito c'è un riferimento a un gioco molto bello. Almeno per me. E anche per Enzo in realtà, ma forse anche per voi. È Hotel Reverie. Aspetta, mo te lo dico.
Ah, allora, dove cazzo si va qua? Sì, sì, Reagan, è quello. Hotel Reverie. È quello là. Quindi mo vediamo un attimo e si fa il frontolo. Topperia. Missilozzo. Lula 3D. Va bene, Francesco, va bene. Grazie. Metto a fare un po' io lo streamer, allora. Dai. Salve. Buonasera. È un piacere essere qui alla cam. Sabato sera ci sta un po' di serie, infatti sono d'accordo, Reagan. Ragazzi, ho preso il controllo della postazione dello streamer, quindi comando io qui. E... è passato Enzo, ha detto che comandi tu qua, quindi sto venendo anche denigrato nonostante io stia intrattenendo il mio amato pubblico. E niente, non so, vogliamo fare un po' di freestyle, ragazzi, per incentivare la serata. Torno nell'ombra. Ciao ragazzi. Ma che è successo? Ho intrattenuto. Tutto a posto. Reagan ha detto topperia, lui è carico. Ci Quindi vediamo anche la prossima? a quanto pare sì, sabato sera Allora. ci sta un po' di serie. Va bene. Hotel Riveri. A faccia Ducati. Comunque- Allora, un attimo che preparo il tutto. Io mi Regan, chiamo vedi Raffaele, se ma non mi sei sono- dentro. aspetta, ma non mi sono mai presentato da buon cafone. Raffaele, no, non mi Raffaele, ricordavo, sei un però- cafone, ma sei simpatico lo stesso. Non ti preoccupare, no, siamo vero. cafoni anche noi, Mi quindi pare non me ti lo dicesti preoccupare. comunque, che mi ricordavo un Raffaele. Vabbè, tu sei il Tra Raffaele. cafoni ci intendiamo tranquillamente. Raffaele. Allora, un attimo solo che... Un'ora e 17. Reagan prepara i popcorn. Ci divertiamo. Allora. Questa è pesante, cazzo. Vuol dire che questa è un film. Questo è un semifilm praticamente. Vabbè, ragazzi, è sabato sera. Sì, ma hanno sparato. Capito? Hotel Reverie. Allora, Va bene. Regan, tu ti ha fatto già entrare? Ok, aspetta, ti posto pure il Aspettiamo canale. Via Reagan, non ti preoccupare. Aspetta un attimo perché ne ha creato un altro visto che era uscito fuori. Aspetta un attimo. Dici che sono già in una sessione. Oh no, si è buggato. No. Allora, aspetta. Aspetta un attimo, Regan, che risulta attiva la sessione quella là, ma ci sono uscito pure io, quindi rompe un po' i coglioni. Aspetta un attimo. Non se l'aspettava neanche lui, quindi sei un attimino... c'è rimasto. Allora, aspetta. Sto sempre per far capire a chi produce effettivamente queste cose che se ci fate cose belle Che non so bug, non so bug e con prodotti divertenti, noi li vediamo con piacere. È rimasto solo là. A posto. Regan, dimmi quando sei entrato. E startiamo. Intanto risetto tutto per sicurezza. Allora, aspetta. Ecco. Ok, è No, entrato no. qualcuno. Va Stai bene. leggendo? Sì. Vabbè, in realtà si può Vabbè, dire perché è strage un di evento capace ha storico. scritto, sì. Vabbè, ragazzi. Allora, Bel nome. Hotel Riveri. Siamo pronti? Black Mirror, sei tornato con piacere, va bene, così ci piace. Pensa se non è Reagan quello che ridere. Vabbè. All'Hotel Passo Reverie, adelante. va bene. Vabbè, Siete dentro un episodio? Sì. è partito? Questo è Sono il master. il master. Vabbè, Vabbè. Ricordiamoci, Cassandra Nova, nostra recente amica. ah, ok, va bene.
Ah, oh No. no. Ah, va bene. Vabbè. Amore proibito. Ok, un film classico va bene, va bene. Oh, terre veri. Ok. Sì, Sì, lei è la tipa di coso là, anche del film di Dracula. c'è un film su Prime Video di lei con John Cena. Ok? Ah, già capito qual è. Mondo alternativo, se vinci il Sì. jackpot tutti ti ammazzano, ma è di un comico e divertente quel Non film. so. Ah, Ah, ancora più semplice. CNE. Vabbè, è come prodotti? Ah, ah, Reverie. Ok. Ok. Mm. Se fa Deadpool ne guardiamo tantissimi. Grande. Di sicuro. Grande. Mm. Ya? Sì. Oh, questa puntata, aspetta, potrebbe uscire qualcosa di Ma c'è molto Ryan bello. Reynolds. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Quindi non è quella sui videogiochi, ma va bene anche Capiamo, così. capiamo. Questa è Pippa Middleton. No. Non penso, è Brandy. Non è Pippa. Beh, però boh. Io c'è il robot, però secondo me fa un quarto del lavoro che fa quel poverino, che secondo me la... No. No, no. Vabbè, 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 fa piacere. E fallo tu sto film. E fatelo tu. Fatelo tu. Così. Ok, aspetta. Aspetta, ce l'ho. Regen, sei riuscita ad entrare? Tutto a posto? Quello che stavamo vedendo. Ecco qua. Posso. Beh, Ce n'è più di uno. vogliono una medaglia. No. 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 Vivono i film.
Va bene, va bene. No. Aspetta, fermo. Ecco, appunto. Un'altra hit con vampiri, la scenata. Va bene. Grande Francesco. Ok. Ok, quindi invertiamo. Però lo facciamo con chi ti fa coerenza. capo protagonista? Lo facciamo con coerenza e riscriviamo la storia, no? O facciamo quelle cazzate che tanto piace fare ultimamente quando fanno film? Vediamo un attimo. Emma Corrin, come si... Ok, quindi giustamente si sta un pochettino informando. Ho capito. Vabbè. Oh, aspetta. No? Attenzione, è morta l'attrice. Oh, attenzione. Mm. Attenzione. Attenzione. Mandato copione. Grazie. No, non faccio questo. James Gandolfini, ok? Si dice salve, mi piace molto quello che fa, buona giornata. Metti in mezzo altre cose. Eccolo! Eccolo! Vabbè, Sì, sei grande, sei grande, sai campare, bravo. sì, padrone. Mm. Metti l'asso. Grazie. Oh, caduta pennetta. Sì. Formazioni importanti sulla pennetta, guarda a terra. Comunque di solito queste cose si consegnano a mano, non si spediscono. Però No, i copioni si spediscono, sta cosa l'ho sentita già più di di una solito si volta, pure in più film. consegnassero. Anche perché noi gli attori ce li immaginiamo in un certo modo, ma pure loro hanno giornate così alla fine. Sì, confermo, dice, ok. C'è la pennetta USB a terra. Oh. Che visto? Mio coinquilino lavora... Ah, a Figo! posto. Beh, io un copione con Bartolini non mannassi. Si pottono pacca, si pottono una Vabbè, sceneggiatura e fare, penso che fanno invii con determinate clausole di sicurezza. me lo auguro. No, boh, quello è sicuro. Tanto c'è Tom Holland che spoilerà le cose. Quindi Anche questo è vero. falto C'è anche il signor Hulk che... una caffa ogni tanto. Cioè, perché poi alla fine del film muoiono tutti. Ma che stai zitto? Ma stai zitto? Ma stai zitto? In che senso? Non so. Tipo di colore che non risulta su fotoscan. Ok, Ah, ok. figo sto fatto. Ok, allora. Che...
Signora Venerdì. L'infrattatura da Black Mirror, il Kaiser, da dove arriva adesso? Scoprirei. Vabbè, Vabbè, però gli ha fatto piacere. Falla parlare. E tra l'altro, chi è? sulla pennetta e non l'ha visto. Non ha visto la pennetta. Non si può spiegare un attimo? Com'è sta procedura? Qual è il È problema? una procedura un attimo particolare. Figata pure. Va nella tipo realtà virtuale e lei adesso va in quel film lì. Aspetta, ecco il plot twist, aspetta. È l'Animus comunque. Lo sapevate, lo sentivi, Reagan? Questo è l'Animus di Assassin's Creed. Ma non si può provare dal vivo questo cosa. Io lo proverei con immenso piacere. Pure io. Vivi il film per rigirarlo. Cyberrock. Ma perché era la versione fionde. Va bene, Francesco. Ecco qua, ok, è entrata Lene qua, che cazzo di figata. Ok. Tu sei un mascolo. Quando lo vendete questo macchinario? Quando facciamo i tagli e Gianmarco? Mette qualcosina pure Reagan. Penso che ce la facciamo, no? Penso pure Francesco voglia partecipare a una cosa del genere. E a te sembra giustamente tutto reale. Lascia stare, signor. Ok. Sì. 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 Che il computer lo permette. Ma poi se scrivi qualcosa dove metti che tutti si preoccupano di questa cosa esaltando un problema che non c'è, metti negli altri la paura che il problema ci sia davvero. Tu mi vuoi ingrippare a me? Tu fai il tuo lavoro. Questa puntata dovrebbero farla vedere, fare dei bei consigli negli studi cinematografici attuali, perché la sta spiegando molto bene. Ok, vediamo dove deve andare tutto a puttane.
Protolone pronto? Quale film fareste voi? Oddio. Harry Potter. Ritorno al futuro. Quindi, rapporto lesbo? Io me lo accollo. Dico, per dire. Comunque una delle sue attrici preferite. beh. Già si era capito. Vabbè, un'icona. Vampiri, sempre vampiri da scenata. Potentissimo, Francesco. Buon buon. Buon poco, però va bene, è giusto, è giusto. E fa un po' strano, in effetti. Ok, stanno controllando tutto. Ok. Città da cani. Mia maledetta. Effettivamente rivivi il film un'ora e mezza e ti sei fatto un remake o altro in poco e niente. Oddio. La storia deve essere allineata all'Alan Wake, se no succede qualcosa. Quindi se sbaglia qualcosa, c'è il rischio che vada tutto fuori sincro. Va tutto a puttane, sì. Interessante, eh? Si crea sto collegamento con questa realtà fittizia e se succede qualcosa di male giustamente ne risenti. Perde l'uno. Bello. Bello, bello. Non è che tuo padre c'entra con la morte dell'attrice, ma lo dico così, eh. Protolo. Come nei segni di Inception, quello che qualcosa non va. Sì. Sai suonare? No, mo succede qualcosa di brutto. No. Incidente scatenante brutto. No. E come fai? Non sai suonare. Ma stoppa la scena e resetta. Non la puoi stoppare, secondo me. Stoppa tutto. Mamma mia, ragazzi, che è successo, Francesco?
Anche Bonbon si sta lamentando. Vabbè. Oh, attenzione. Non lo bere. Bella puttana. No, non ha funzionato. Vai, è il momento romantico super più. Oh no, plot twist. Come sai il mio nome? Aglia. Eh? Giocatela. È stato l'amore della mia vita. Forse. Ah, gancio Ah, laterale. vai. Ok, se la sta giocando bene. Ok, è riuscito a tornare sulla trama principale, ok. Questo è interessante, eh? No, no. Ok, l'ha recuperata. Ok. Si sta flippando. Mm. Ok. Eh, ancora. No, espresso.
Attenzione. Dai, dai. Fai una sforbice. No, no, scusa. Vabbè, io gradisco, ok? Mi Ora piace. presto, questi sono i primi approcci. Il primo approccio ha funzionato. Oh, prima amore, non mi ha fatto più male. Il problema è che se sbagli mezza cosa è finita. Stai facendo un remake, una remastered. In inglese come espressione del genere? Infatti sì, forse Sta poi ce l'andiamo ha a senso vedere. solo in italiano, mi sa allora. Però guarda come da persone civile, civili quali siamo, con una puntata che parla di qualcosa che sta facendo molto problema ultimamente. Guarda quando una cosa è scritta bene, quanto noi non ci stiamo facendo problemi e ce lo stiamo godendo. Oh no. No! 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 Doggo! Problema! Quindi si crea proprio un altro minimondo che continua ad andare avanti. Si moschiato il cane. Sì, e questo No, come lo dai, spieghi nella storia? No, Bonbon! Morto Bonbon! morte. Non ridere, È Reagan. morto Bonbon! Si è rovinata tutta la storia così. Oh, prevedi anche il futuro, giustamente. Oh, nose. Chewbacca. Oh, il bro sta facendo il pazzo, così. Sta facendo magheggi, l'ha potenziata in qualche modo. Ha fatto qualcosa? No, sta ignorando. Non la può tirare fuori? Sta prendendo potere Aglia. Aglia. È bloccata lì dentro e non può uscire. Momento split fiction. Sì. Un'attrice importante. Sono bei cazzi. 98%, troppo alto. Non è un modello sostenibile a lungo andare. Un casino. No, e poi le star finiscono, capito? Non è il momento adatto per provarci. Attenzione, aspetta. Piccolo adesso. Aspetta un attimo, Momento.
Ah, ok, come funziona? Mamma mia, questa sarebbe molto particolare. Madonna mia. Ha preso Ha osato l'iniziativa. lei, aglia, è cambiato tutto. Voleva fare lei la protagonista, le hanno fottuto il ruolo pure qua. L'intelligenza artificiale si è autoevoluta e le ha fottuto la trama. Ruolo è tutto. Fottuta. Vabbè. Oddio. Mamma mia, No. questo è bruttissimo. Che trippa. Oh, mamma mia. Vabbè, classico montagione. Signore benedetto. Ma mo sbocchi. Mo sbocchi per forza. Guardi un attimo di là perché... Cosa? Eccola. C'è la Ecco. senso. Oh A signore. posto. Teletrasporto. Teletrasporto ha funzionato. Quando ho preso Emma Corrin per fare sta puntata, comunque. Così, Cassandra giusto Nova, per... dal Void a qui. È un attimo. Piedi? Piedini anime? Come adesso fa il salto. Oh signore benedetto. La sta piedando. È possibile. Ehi, Però se tu lo dici, aspetta un attimo. Ok, vabbè. che è tipo la caviglia. Mm. Cioè, aspetta un attimo. Vabbè, tanto il server non va, non funziona il software qua. Secondo te... Oh no! Oh no, aspetta, scorpioncino. Che poi è finito. Qual è mo il problema? Scorpioncino. Ok. Oh signore. Si tromba? Si tromba. Altamente possibile che si tromba, sì. Sì.
Oh, il cinema è anche questo. Aspetta, sfogatura. Ok. Mo' trombano. Guarda qui. Lui stai dicendo... No, aspetta. si dovrebbe fermare la Aspetta. scena. Ehi. Fatto problema. Questo è un problema, però. Questo è problema. Questo è un problema. Questo è un cazzo di problema enorme. Questo è un problema grosso. Oddio. Che è successo? Si è bloccato il tutto per loro fuori, ma la realtà sta continuando ad andare avanti. Mm. Aspetta. Mo questa capisce tutto. Sta diventando uno sci-fi. Sì. Ma non era meglio che andava in bagno per il secotto a questo punto? Non sta capendo niente, povera figlia. Buttalo per l'aria, Otto. Von Bismarck. Che bella giornata di lavoro. Vabbè, è buono. Signore benedetto. Quella di prima era 98. 98. Questo è già 50. Lascia fare. Quanto viene cos'era per durare Un bel po'. Vedete ragazzi, non ci si sega sul posto di lavoro. No, stai facendo rischiare di morire una persona, ma nel vero senso della parola. Calmati. Questo è un problema. Questa è banana. Sì. Vedi? E poi giudicerà così. È brutto però così. Visto che c'è molta personalità e sta creando già problemi. Aspetta il sicuro. No, no. Non perdere qualità.
No, Però non si fa così, no, poverina, però. è brutto. Perché gli fai questo? La stai ferendo. Il nome dell'attrice. Oh, questo è flippante proprio di cervello. Mo così diventa Cassandra Nova. Sì, Ho sì, capito. E Ryan Reynolds non ha voleva detto no. partecipare, Ha non detto voleva no, partecipare. Ryan. Uno dei Ryan. Nessuno. Almeno uno è uscito. Vabbè, tu mo come fai? Cioè, cosa pensi? Cioè, gli potevi pure ignorare un po' la pillola in una cosa meno aggressiva. Ha preso tutto quello che per te è la realtà in quel momento e L'ha tu non distrutto. esisti in realtà, cioè è finto. Va bene? Almeno. Quello è rimasto giustamente alla terra tutto il tempo. Ehi. Chissà se possono uscire dall'ambiente di scena. Io credo di no, sai, Reagan. Sono solo i set questi qui. Sono bloccati qua. E c'era uno che si è un attimo distratto. Minchia. Signor. Penso che è l'ultimo dei problemi. Anche perché è uscita da qui dentro. Denuncina, la facciamo? E io vengo lo stesso. Che non è che ci Il sono problema è altre che alternative. credo che non ci sia nulla. Appunto è finto. Sono tutti sfondi, è tutto finto, non puoi andare, no. In realtà già è tanto che ha caricato comunque la struttura È un dell'albergo. quadrato chiuso, No, è un bel punto, non fondale, puoi esatto, uscire, Reagan, è un non puoi fondale. uscire, no, cerca bene.
Vedi un po'. Oh, c'è una porta, aspetta. Disegnata. C'è una porta un attimino particolare. Vedi? Aspetta. Mi sembra disegnata. No, pure a me sembra disegnata, ma c'è quel po' di nero dietro che... Vabbè. Scrittura nera. Aspetta. Lei sa, lei è l'anomalia comunque. Vedi, vedi? Vabbè, non è una Porta porta, finta. è un buco. Porta finta. No, non uscite dal margine che c'è il void dopo. Cosa succede se tu adesso vai là No, dentro? forse non è una cosa buona, però. Appunto, è la darkness. E poi come ritorni? Ok. The Ring. No. Gianmarco, questa se trova l'uscita può entrare nel corpo dell'attrice Nel corpo suo. e ritornare in vita. Attenzione. Però non è una persona cattiva. Lei non è so se lo cattiva. farebbe. Stessa situazione in cui si è trovato Alan Wake appena entrato nella presenza oscura. Ma questo poi dobbiamo consigliare Quando a paghi la Christian, mappa. dobbiamo consigliare a Christian di vedere sta puntata allora. Questo è malissimo. Sì. Lui è un grande. È Sì. un'entità creata ex novo che non ha un posto fisico sulla Terra adesso, cioè come funzioni? Dove vai? Oh, attenzione, ricordi? Stiamo sta leggendo tutti i dati comunque dal computer e quant'altro. Ecco. Quindi l'attrice era lesbica, probabilmente c'è rimasta da sola, e lei ha preso i tratti del personaggio che in realtà era, cioè di quello che era in realtà l'attrice. Perciò non c'era. Sì. Tanto complimenti, una bella donna, tutta una bella combo. Ah, questo è John Berta. No, non è. E lui giustamente voleva in qualche modo fare Per un po' di l'epoca poi non lo poteva spicchi. dire Sì. questa cosa, quindi non si poteva dire. Bello, vero, come giocano con la cosa. Ma così è trattato benissimo l'argomento. Branco di ignoranti che non sapete fare un cazzo. Cioè, ma è bellissima sta puntata. Innamorarsi di quel pesce che si è spruzzato il pomone in bocca al fine. Poi, sono punti di vista, mettiamola così. Ah, lei la sua amante, diciamo, si è tolta la vita. Ok, hai preso coscienza. Ora cosa c'è di diverso da te e la tua versione umana e reale? Niente. No, niente più ora. Conosco il Kung Fu. Non, No, non penso, No. sì, che conoscessero il Kung Fu in quegli anni. Cioè, almeno non Protolo? lei. Protolo do karate. Forse quello, ma non c'era il protolo do karate in Vabbè. quegli anni, non si. Magari fanno un sequel ambientato in Cina, che ne sa. Vabbè. Voglio morire. Penso l'attrice forse la suona il piano. Aspetta, aspetta. Oh! Lascia perdere il copione adesso.
Niente. È stata un'anteprima. Dun dun. È bellissimo sto pezzo. Dun dun dun. Dun dun. Bravissima l'altro. Me lo ricordo da Evil Within, era un pochino confortante, No, circondato Regan, da non tutto è quello un che c'era jeans e intorno. una maglietta. Non è Le quello. prime due note sembrano, Sì, però. poi cambia un attimo il Non significato. credo. Vabbè. Cioè, arriva Ricorda Regan. pure un po' che acchiappate di Mimmo Dani, però così, così. So, ragazzi, però, Sister Sister? Buttato dentro? Eh sì, ma adesso è sentimento autentico. Però si può No, arrivare e alla fine in nessuno, qualche no. modo. Loro devono innanzitutto collegarsi di nuovo col sistema. Tanto stanno passando le Si settimane. stanno conoscendo, Sì. ma cibo ne hai, cioè, non so se Vabbè, c'è il serve, però. cibo là, però vabbè, stai là, mangi, fai qualcosa. Poi vedi, mangi, a posto. E poi lo fanno sul serio a questo Facciamo punto. vedere. Allora, vedere adesso non so, te lo fanno immaginare, te lo fanno capire, Non solo a si... te perché fuori già è successo un casino penso prima. che anche Reagan era favorevole. Ecco, a posto, Un jeans e una maglietta. fatto. Uscirà dal film. Però dove si va a Secondo me, inserire? aspetta, ma più che altro, visto che hanno fatto un certo tipo di legame, come famo lei ad uscire e a fottersene No, che la lascia qua lì ci dentro? sarà Ecco, la cosa triste alla fine che si dovranno separare. eh sì, Meno male che almeno potete trombare. È qualcosa. Complimenti. Posso partecipare anche io. quindi situazioni idilliaca in un albergo degli anni 40 in Egitto, dove il tempo è sospeso e sei con la persona che hai scoperto di amare. Minchia, più storie d'amore di così, penso che non si può. Mo' i cazzi è quando te ne devi andare da là. Rotolo. Sempre per lo stesso discorso di prima. Natale sul Non Nilo, so se... No, dai, Reagan, ma perché... magari è il prequel questo. Guarda adesso. Mhm. Uh-huh. Come ti ma nome, scusami. Però. Ma quella poi è una questione che non c'entra, si è fottuto tutto qua. Ecco. Ma il ragazzo sul PC mo che è sburata a sciabolare. Però ha fatto qualcosa che ha funzionato, aspetta. Ah, ecco. No, ma torna indietro.
per loro giustamente stanno girando il film, fotte sega di quello che è successo qua dentro. Aglia, aglia. Boh, però è comunque una cosa finta. Oggi, Mamma mia, mesi interi cancellati con un click. Che brutta cosa. eh sì, è molto Sì, intrippante. ma pure voi datele un attimo. Cioè, sta un attimo con una crisi temporale, sta ragazza. In realtà noi abbiamo fatto già pure tante altre cose. E vai, prendi. Dottor Palmer, arrivederci. Palle. Però il seme dell'amore, visto che lei è un'entità un attimo particolare, mo le Però torna in mente qualcosa. come fai a rimanere qua? Non può rimanere qua dentro per sempre. Il corpo poi morirà fuori perché non avrà sostentamento. Mm. Ok, aspetta, Però c'è sempre, tu devi ragionare che se muori aspetta. fuori, eh, non L'entità so se digitale. funziona così. Allora, aspetta. Vediamo. Però se loro poi spengono il programma, come... Cioè, se poi il programma non funziona più, loro sono dati Oddio, aspetta, e bisognerebbe capire a livello di realtà se... spirituale, magari, una cosa... Visto che questo comunque è un portale a un'altra realtà, per quanto possibile. Sni. Che le piace, semplicemente. Diciamo che quel mondo dovrebbe continuare a vivere su una linea tutta sua. Non so, non so. Accidenti. Vabbè, un po' troppo.
Pure lei a scrivere una trama in tempo reale non è il massimo della felicità, eh? Va bene. Ok, è un buon piano effettivamente. Poi teoricamente si dovrebbe finire nei titoli perché lavori al progetto. Va bene, Quindi, anche questo è in vero. teoria. Dottor Pan. No, aspetta, lacrima. Oni-chan. Lacrima dietro la porta. Ecco. No, ok. No, c'è ancora Bonbon. Ma buono, no. No. Signor, con Bonbon. Aspetta, fagliela giocare. Eccolo qua. Ok. Oh, Claude! Oh, come sei dolce. Come sei caro. Rompere le ringhiere, organizzare il tuo omicidio, uno ci mette un attimo un po' di tempo. Sguardo cattivo. Faccio educazione. Su, Complimenti. 1000. Ottimo. Eh, eh. Guardalo bene da vicino, mi raccomando. E scendi. Allora, ecco qua. Claude! Aspetta. Dagli una botta da dietro. Oh, oddio, mo muore. Infatti, rega. Aspetta.
Aspetta, no, che fai? Quanto è forte questo? Colpo di È stata scena, lei. colpo di scena. È innamorata di lei. Sì, va Vediamo. bene. Dai la colpa a Bonbon, non credo, re. È stato Bonbon. Buona sedia quello. Oi, quello, buona sedia. No. Di là battuto? Dici battuto? Ok, anche questa battuta era buona. Funziona? Può fungere? Però usa quella finale. Oh. No! No! È normale che ti spara. Questo è il triplo plot twist Porca carpiato proprio. Va bene. E mo? C'era bisogno. Vabbè, Però. finale strappalacrime modello plus. Dici la frase? Dici la frase. Sì. Sì. Ce la fa più. Non la dice. È mai inutile, tanto no, ti deve sentire, diglielo. No. Vuole restare qua con lei per sempre. Ma tanto è morta. Non se ne fotte di vivere. No, non vuole uscire. Finito. L'ha detta. Tanto il cadavere non si decompone, che cazzo, però. Sei un mostro. Ok, ma lei vince l'Oscar per sto film. Titoli? Figa. Anche perché è un'esperienza autentica. È stata comunque una bella storia. Mamma, come escimo da qua dentro? Quanto fatti in un'ora e mezza, tanta fatica. Dopo un'ora e mezza fai 2 o 3 ore per il casino che è successo, un po' di più. Psicologicamente penso che ne esce un attimo Fa male, distrutto come sì, esperienza. fa male. Denuncina, sì. Ok. Eh. HD.
doppiata di nuovo. Sì. Eliminato tutto il casino. Forbidden Love. Reborn. Daredevil. Reborn. Vabbè. Tu come stai adesso? Male, suppongo. Stai comunque una merda. Che potevi andare lì, devi vedere il film, ricordarti di tutto quello che hai passato. Madonna mia. Penso sia andata la In questo prima. caso si può confermare che i soldi non fanno proprio effettivamente la felicità. Oh, da chi? Oh, dai, hai mandato una cosa bella, dai. Fatela contenta. Magari c'è qualcosa con cui può collegarsi con lei? Ok. La testa di Bonbon, non credo sia la testa di Bonbon. Non raga. penso. Ma perché? Riesce a parlarci almeno così? Ah, ci può parlare lei. Basta un semplice adattatore. Bel regalo, no, bel Non si regalo. può fare perché... vabbè. Si fa quel che sia bella questa. Questa è stata proprio... Questa è veramente una bella puntata. Allora, le altre pure sono state belle, ma questa è stata bella plus. Sì. Questa forse al Bella momento proprio. metterei prima questa, poi la prima e la seconda per terza al momento. Questa mi è Molto piaciuta. molto bella. Questa è stata molto sfiziosa. La prossima come si chiama? Per curiosità? Allora, la prossima si chiama Come un giocattolo. Bella pure Reagan è preso. A Londra, in un futuro non lontano, un uomo eccentrico sospettato di omicidio è collegato a uno strano videogioco degli anni 90 che nasconde una società di forme di vita digitali. Vabbè, la nostra shit, è quello, è quello. Allora, quanto tempo duri? Vediamo quanto dura. 46 minuti. Si può fare... Oddio, che ore sono? Sono 12. Mezzanotte 12, 46 minuti. Shamanam. Regan, Ci avamo. Regan, se ci stai, perché se no... Se ci stai, facciamo sta piccola pazzia La stasera. prossima Io ho giusto il bella tempo Sara. che cambio la puntata. Aspetta, vediamo un attimo se ci dà l'ok. No, ma aspetto l'ok. Ok, a posto, Vabbè. Regan. Dai, su. A posto. Allora, dammi giusto 2 secondi. Stasera si fa i bagordi. Stasera frega cazzi. Allora. Aspettate, devo fare la pipì però, sono 2 ore che stiamo Effettivamente sì. Fatemi fare pipì. Regan, prendi popcorn. Francesco, suca. Sì. Insieme ai popcorn. Allora. Va bene. Vabbè. Mi sta piacendo molto sta stagione di Black Mirror. Devo essere sincero. Stiamo fare una 12 ore così arriviamo direttamente a domani. No, magari Regan, no, non è possibile. Ci riserviamo gli ultimi 2 a questo punto. Mo, o vediamo o domani o comunque nei prossimi giorni. Anche perché Alan Wake lo facciamo mercoledì e ancora dobbiamo un attimino decidere cosa fare nei prossimi giorni.
quello che c'è in streaming community. Io più che altro mo di sta puntata ho visto che è uscito anche un trailer stesso da Netflix, proprio dove si parlava di questo gioco, quindi se hanno creato un'esperienza interattiva che possiamo scaricare e giocare, a questo punto la troviamo, ce la facciamo pure in live e vediamo un attimino. Ok, così ce la facciamo giusto in tempo, tranquillamente. Allora, E comunque, prima di iniziare, siccome noi siamo persone inclusive nel modo giusto, io adesso voglio la puntata questa fatta però con Ryan Gosling che fa il dottore e Ryan Reynolds che fa Clara. ma allora, Regan, questo è il link. Vai. Dimmi appena sei dentro. È stata una bella puntata pure, anzi una bellissima puntata pure per come hanno trattato proprio tutto il discorso dell'inclusività, Sì. dei cambi di genere, facendo capire benissimamente come certe cose, se non le fai notare ponendole come un problema, non lo sono. Se però posso permettermi, visivamente un dottore Ok. donna di colore nel 1940 Si sarebbe notata di più. io non so se l'avrebbero permesso nel mondo reale, però poi per noi non c'è stato L'importante è problema. che adesso questo sia possibile. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, Regan, dacci l'ok se è partita. Stasera comunque siamo di fuoco, eh. Questa secondo me è godereccia. Questa secondo me è godereccia. Finiamo col botto stasera. Un applauso al botto. Ci sono, perfetto. Ragazzi, carichi. Quello naturalmente puoi unirti anche tu se Sì, vuoi se vederti. vuoi. Tanto sono storie autoconclusive molto divertenti. Se non c'è Netflix, però non lo puoi fare. In teoria. Okay. Questo sei tu, non sì? Questo è l'attore. Questo è l'attore che ha fatto pure il Dottor Who. E allora niente, Rip. Problema. Sì, il cazzo di Dottor Who. No, Paul Walker, no. Ok. Figata. Ok. Sì, questo è un attore famoso. Peter, è l'attore che ha fatto Dottor Who. È un Dottor Who, eh? Sì. È tipo Reagan. Francesco, data volta Natale sul Nilo. Basta con Natale sul Non ci hai mai Nilo. visto Natale sul Nilo ultimamente? Chiedo. Vogliamo fare un watch party e ce lo vediamo tutti insieme? Dico, io me lo vedo, eh. Ok. Ok, computer. C'è un Dreamcast. Sempre sia lodato. Lui è il giocatore. Stava cercando di assemblare qualcosa. Polybius.
un pastello a cera. Ecco qua. Dai, Mettici il videogioco dai, maledetto, dai, cacciaci il che chiudiamo. magagnone, dai. Perché- Stasera si gode. Però non lo guarda così nervoso. No. Cosa c'è qua dentro? Oh, questo è problema grosso, Gianmarco. Oh, problemone. Gianmarcone. Che cazzo c'è? È un verso oggi. C'è qualcosa Oh, dietro il no. monitor. Mm. Lui è di proposito qui. Mm. 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 Pasquino. Ehi, Ok, vabbè. Dumele. Wolfstein Ah, questo è Crazy. Wolfstein. Se ho visto bene. Sto cercando di vedere un pochettino i computer dell'epoca che mi affascina sempre. PC Zone System con Shock. System Shock. No, ancora. Magic Carpet. Oh, sì. Eh no, mi devo abbonare. Sì, quello per forza. Oh, la qualità mo dei prodotti Netflix sta Alcune ricalendo cose un sì. po', quindi mo riconviene. Mm. Ok. Mm. Sviluppatori alla Kojima, c'è il titolo nuovo, lo vuoi venire a provare? Ah, faccelo cazzo. Però non finisce bene, secondo me. Ah, Va bene.
Hackersoft. Ma era Striking Vipers Sì, dietro. sì. Lo vedo sciolto. Ok. Mm. Non mi sembra il caso. Va tra quelli. Limoncino. Chi è? È lui! Di È lui! nuovo, è di nuovo qua. Salve! Ma in Bandersnatch c'era una cosa simile. Lui era tecnico. Adam Warlock. Sì. Sì, ma Draco Malfoy. Cioè, Effettivamente. ok. Cazzo mi hai fatto venire a fare fine qua, signor Warlock? Ci Andia. sto mostrando il futuro. Oh, ha creato un mostro. Tronglets, una parola di Francesco. Vabbè, non tutti in realtà, però forse per l'epoca. Poi se vuoi tirare un po' un'appannata. Non ha tutti i torti. Tronglets! Va bene, va bene. Tronglets. Ok. Oh no, oh no, Gianmarco, sono i giochi che faccio io. Sei un gestionale, sì. Sono esseri senzienti digitali. Non sta scherzando, è molto serio. Non sta scherzando. Molto molto serio. Aia. Ehi! Calma, Ehi! siamo calmi. Calma. Ok. Come c'è finito poi a fare? Minchia. Una roba assurda. Questo è più o meno quello che affrontiamo con l'IA oggi, che si sta evolvendo Sì. in modo imprevedibile. Ecco, salve. Ciao. Noi siamo i trollati. Mm. Vabbè, vabbè. Gli fanno fare sempre questi Va personaggi bene. amorfi. Torna in un lampo, l'ha detto. Adesso si gioca a Tronglets. Io, se ho letto bene, Netflix dovrebbe stare facendo un giochino È basato apparso un trailer E oggi. forse è proprio questo. No, l'ho detto prima mentre eri in bagno. Ah, Se non per è- caso c'è qualcosa la portiamo in live.
Purtroppo non credo sarà con IA espansiva. Non ho capito? Non credo sarà IA Non, espansiva. non Gioco spero. Netflix. Ok, quindi se l'è rubato. Perché l'hai fatto? Non glielo potevi chiedere. Questo lo pensi tu, però. Quindi il software ti ha detto di portarti, prendimi. È stato tutto lì insieme, ha detto ti prendimi. Quello non si è accorto di niente, scusa. Vabbè, Allora installa, vedi tutto. Oh sì, che bei ricordi. strong questo. Ok. E l'hai avviato, hai detto vabbè ce l'ho, mo lo provo. Tipo Tamagotchi, sì. Secondo me ad un certo punto non ci sarà solo foresta. Ok. Ecco qua. Mm. Che cazzo? Eh no, lui ha iniziato a flippare. Ah, ok, modello scrocco. Ah, va bene. Cartoncini. Eccola. Mhm. Sì.
Esatto. quello sì. Mo che cazzo Ecco, lo stavo per succede? vedere. Strafatto con un gioco del genere. Bene. Riesci a capire che dicono mo. Ok, capivo solo tu, detto in sintesi. Vabbè, vabbè. No. Va bene. Eh, Ecco. Il problema non è cosa fanno nel gioco, il problema è quello che hanno chiesto al di fuori del gioco, se davvero è così. il computer andrebbe, Mm. lo dovresti spegnere ogni tanto, zio. No, e lui ha iniziato a impazzire che capendo che sono vivi, se li spengo... Ma non li capisci più. Eh. Ehi, dammi acido. Quindi c'è il droghiere che viene a domicilio, dorme da te, vende i prodotti e se ne va. Va Ma bene. mo ti hanno chiesto sta roba, ho detto pure un Atari. Non so che cosa dell'Atari. Ma che viene dal Salve. futuro, viene la signora. La- Se ha scheda audio. Stanno cercando di espandersi in tutti i videogiochi, forse vogliono cercare di potersi espandere Allora, nella aspetta, tecnologia. mo iniziamo ad andare un Ma pochettino quanto più a soldo te ne hai fondo. visto? Ma me Pompei. Vabbè, sono componenti che all'epoca comunque ti potevi permettere, visto pure che lavorava in una Ma redazione, cazzo ne ha quindi... presa, bro? Ma sta roba a un certo punto ti ammazza e fai così. Tronglets. Ok, mo è lui che sta impazzendo o davvero nel gioco lo stanno sentendo? Fossi loro mi cagherei sotto a Sì. vedere questo. Noi una volta successe mezza cosa in live mentre stavamo facendo un horror. Siamo stati un attimo così, aspetta un attimo, c'è qualcosa di strano. C'è un problema. Oh, no, È inadatto a lavorare in questo momento. Cioè i tronglets.
Ma ce la fa ad arrivare al lavoro? Ah, ecco perché. Deve salvare, esattamente. Anche perché pure il creatore l'ha fatto. No, sta flippando. Sì. Loro sanno. Tu mo come lo scrivi l'articolo e soprattutto cosa scrivi? È riuscita ad arrivare almeno. Pum. Oh no. Non andare a vedere, non rompere i tronglets. Questo mo si fa ammazzare dai Tronglets, così. No, no. Eh. Fatti tu. Già sei ospite qua dentro a scrocco. Povero Dodo, è vero. Oh, lo zio, aspetta. Aspetta, mo succede il casino. Se non tocchi niente, guardi. Niente. Ah, ah, Signore. aglia. Questa è cattiveria. Questa è morte e distruzione. Il ragazzo ci ha rubato la copia del gioco. Oh, testa di cazzo? Basilisco? Quindi lui c'ha l'unica copia di Tronglets rimasta. Io in realtà ce l'ho a casa. Ci sto giocando. Cosa ha fatto al PC? Ha fatto un disegno. Sì. Cos'è una mappa? Codice sorgente? Che cazzo hai scritto? Oh no, aspetta, questo ma è bordello. Eccola. Eccola. Aspetta. È impazzito e l'ha ucciso. A posto. Ah no, aspetta. Aspetta. Ma lui è impazzito, è più forte di te, Sì, è però impazzito adesso c'ha il completamente. potere.
No, non c'ha più il potere, ha finito il potere. Peter Parker ha finito il potere. Oh, Tronglez, aiutatelo! Se lo aiutano è un problema per noi dopo. Ah, so c'ha la corda, E loro stanno vedendo tutto. Quindi mo per loro lui è il salvatore. Porca troia. Minchia. E mo? Però nessuno ti ha mai preso perché Minchia, no, no, ma non ha tutti i torti no, questo sì, effettivamente. però... Ha risolto in casa. Giustamente manco per uscire, no? Porca troia, l'ha fatta a pezzi. Eh, come fai a far sparire un pezzettino per pezzettino? Tu prendi e lo porti fuori. Oh, salve. Signore, scusate se puzzo un pochino, è un cadavere, non si preoccupi. Ok, Hai preso gli acidi, vero? aspetta, ricordino. Giustamente a quel punto. Poi... Ecco, Cosa c'è? ok, in cosa si sono evoluti?
170, 180 trog. E lui continuava a far evolvere sto minimondo. E- Sì, vai, tutte. Tutte, vai, sì, sì. 400. Ehi! Nintendo. Con la Switch ci hai guadagnato. Però questo, vabbè, Che cos'è? Quanto consuma? è la console definitiva. Oculus Quest. È la console definitiva, già. Sì, ho capito, sì, ma quanto consuma? Come fai a pagare le bollette? Cosa senza morte? Sì, c'è stato un po' di rallentamenti. No. Ok. 7260. Ecco. Che senso? Mi scusi. Sì, Francesco, stiamo intrippando. No, Francesco. Ok. Aglia. Per i Trong questo ed altro. Quindi lui si collega. Sì. È Matrix. Un sabotaggio, voi siete ancora qua. Sì, Francesco, sì, sì, sì. Guarda, vediti sta puntata che Ecco merita perché non si proprio. lava i capelli. Sì, è vero. Va in tilt. Ah, ha già finito, Francesco. Ah, vabbè. Cazzato nero. Aspetta, però se è vero, aspetta un attimo. Ecco, ho detto voleva Sì. stare qui lui. Trozzi. Ecco. Dai un pennarello, fallo scrivere, vediamo che si Che fa. cazzo scrive? Dai. Un pastello a cera, che cazzo ne so, faccio un pastello a cera. Cioè, andate no, computer no. Mi fa un codice QR?
Disegna un cazzo. Sì, sì. Mi fa lo scherzetto. Trozzi cosa, Gianmarco? No, lui sono i trozzi, gli esseri del mondo fatato, i trozzi. Allora, cosa disegni adesso? No, non dovevi aprire il computer, no? Cazzo. Ma sborra che posso passare? No, no, trozzi, trozzi quello. Proprio i trozzi. Non si caga addosso. È tipo un quar. Eh sì. Questo mo lo inquadra nella telecamera e entrano. Come un virus. Aglia. No, lascia stare No, il cuccone, dai. Francesco. Buonanotte, ciao Francesco. Buonanotte. Aglia. Ancora. C'è un problema più grosso? No, trozzi. Diventiamo tutti trog. No, signora. No, no, trog, trog, muovetevi. Sono partiti i trozzi. Riprogrammazione del cervello. A posto. Presi tutti. Umanità finita. Game over. Finito. Aspetta. Ok. Come si rialzano adesso? Però mo dovrebbero essere tipo tutti come lui. Mo dovrebbero essere tutti buoni e Il mondo tranquilli. dovrebbe essere perfetto, in teoria. Trozzi. Collega Trozzo. Eh sì. Ah! Bastare, vorrei vedere. Vabbè. Va bene. Penso che Vabbè. abbiamo concluso in... Oh, che cazzimma volevo vedere. Vabbè. Pure questa è un'ottima puntata. Bellina, sfiziosa. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa in più proprio sul fattore videogiochi in generale, magari che si fondevano con qualche cosina. Tanto me l'hai fatti gli ardini PlayStation. No, però è stato bello tutto il concept Sì. di un... E questa è una cosa che potrebbe succedere seriamente, tra l'altro. Sì. Ci vorrebbe molto poco. Un virus che manda sequenze di rumori. No, che allora fottono il Gianmarco, cervello. io ti faccio vedere un attimino così in anteprima uno dei giochini che mi sono messo sotto mentre lavoro, mentre faccio un paio di cose al computer. Ti si apre questa barra e tu c'hai questi esserini proprio che ti vivono nel computer. Poi io questo per un po' penso che No. non apro per paura che possa succedere qualcosina. Allora noi scappiamo a dormire, Sì. abbiamo fatto un pochino più tardi, però ce ne siamo viste 3 di fila. Bello, bello. Quindi ragazzoli belli,
Regen, buonanotte, quello, buonanotte. Ragazzi, ci vediamo domani Buonanotte sera. a tutti, ragazzi.